Eccoci qua, cari amici appassionati di auto storiche, guardate qua, tappa Enoteca Vettoretti, e come vi ho annunciato arriva il carro funebre, perché se si beve troppo, cosa dite? Eccoci qua, eccoli qua, gli amici, sono un po' in controluce adesso, vediamo un po' di posizionarci. Ferma, carro funebre, scusa. Eccolo qua, grande carro funebre, c'è, bravissimo, Guardate un po', ragazzi appassionati di auto storiche, Enoteca Vettoretti, siamo qua nel Trevisano e adesso si parcheggerà le auto, Guardate un po', ragazzi appassionati di auto storiche, andiamo a seguire un po' tutto l'ambaradà. Questo è il raduno organizzato da Moira e Jimmy, oggi 16 ottobre. Andiamo a vedere un po' così le voci dei protagonisti, vi faccio vedere le manovre qua delle auto storiche. Guardate qua, una Lancia Fulvia, coupé, spettacolo, Max tutta tua. Eccoci qua, Intanto qua classica 500, abbiamo qua Jimmy, ecco qua, com'è andato il giro sul carro funebre? Perfetto! Sempre bene? Perché io ho detto parcheggiate lì vicino all'Enoteca che carichiamo soppresse esatto, e quant'altro. Facciamo una pubblicità, anche chi beve troppo vino va qua, o no, diciamo, Ecco. Bravissimo, Eccoci qua, amici appassionati, poi ci farei il servizio completo qua, Dai che lo facciamo dopo, Eccoci qua, intanto andiamo a beccare un po' così le auto che sono arrivate qua all'Enoteca Vettoretti. Vi ricordate la bianchina qua, panorama, con la grandine, al raduno delle A112. Guardate qua la Track Avant, spettacolo, Citroen Traction Avant. Eccoci qua, siamo qua all'Enoteca. Qua d'altronde in Veneto, se non si beve in Veneto, ragazzi, prosecco bianco, splendida Austin. Eccoci qua, appassionati di auto storiche. Guardate qua, addirittura una Saxo, è già auto fuori produzione, Una bellissima Lancia qua, Max è tutta tua questa. Eccoci qua, Enoteca Vettoretti, bravissimo, fai il passo, ti piace? Eccoci qua, appassionati, bravissimo. Addirittura un camper, scatoletta Fiat 126 guidata da una presenza femminile. Va la macchina, eccola qua. Ah, ti ho visto, pensavo che ho detto, ecco, ho detto presenza femminile dal cappello, invece ecco qua, vecchio Marvin è un po' così, un po' fuori di testa anche lui, Eccoci qua, appassionati di auto storiche. Questo è un po' il ritrovo qua all'Enoteca Vettoretti. Mercedes non tradisce mai, guarda qua, Massimiliano, questo è un 200, c'è anche un 190 in giro, Golf Cabriolet. Eccoci qua, ragazzi, io vi faccio vedere un po' l'arrivo qua nei parcheggi di tutte queste auto. Andiamo a vedere un po' così anche i... Eccola qua, Fiat 127, gran bel colore questa, come piace a me, il mio preferito della 127, prima serie poi, ragazzi. Eccola qua, Fiat 600 dedicata a Rosy, che è una ragazza che ha una Fiat 600 fissore nelle zone della Puglia, la più bella Fiat 600 secondo me nel mondo. Eccola qua. E insomma, questo è un po' così l'arrivo, diamo un po' onore qua ai protagonisti, gli arrivi. La Mini va bene? Va sempre bene?
insomma non ti dà problemi, insomma, puoi andare in enoteca tranquillamente. Questo qua sono da tranquillo. Bravissimo, eccoci qua, appassionati, innocenti Mini Cooper, spettacolo. Eccola qua la 190, penso la 190 che dicevo per il meccanico pazzo, Massimiliano da Roma, salutiamo anche Alessia. Bravo! Come un turbo star! Bellissimo, bellissimo! Bravo, ecco qua. 190, d'altronde tutta per Massimiliano. Bravo, mi raccomando, Spettacolo, guardate qua questa giardinetta o giardiniera particolare, insomma, via 500, molto particolare. Vediamoci un po' di manovre, ragazzi. Via 128 SL con Mac Renatone. Eccoci qua, amici. Fiat Ritmo, anche quella bella, prima serie. Eccola qua, bellissima questa 500. Colore particolare. Hai scelto te il colore o... l'hai trovata proprio così. Bellissimo. L'hai chiamata Dina? Dina. Eccoci qua, appassionati, guardate un po'. Mi hai riconosciuto? Oh, fammi un saluto, L'auto va sempre bene? Sì, Non ti tradisce mai? Mai. No. Eccoci qua, dai, siamo così. Queste vanno sempre bene. Così ti vedi anche te un giorno, Ti vedo sui tuoi... Bravissimo, dai. Si fa i filmati così per divertirsi, per mettere da parte i ricordi. Qua per la gente. Eccoci qua, questo è un po' il raduno. Intanto andiamo a vedere la sfumatura di 850, Guarda qua, caro Max. Puoi fare veramente un'indigestione di Fiat. Guarda qua che spettacolo, guardate qua che manovre. Vai, tranquillo. Marianna, salutiamo. Eccoci qua, E niente, tutti all'enoteca qua, Questo è un po' il raduno qua in Veneto. Tutti si va all'enoteca. D'altronde il Veneto, come dicevo sempre, è molto particolare per l'enoteca, cioè per diciamo, c'è la cultura del buon bicchiere. Ecco qua, andiamo a vedere il grande Barber, guardate qua, il Barber, eccolo qua, il pazzo Barber, viva il Barber Day! Ricordiamoci Barber Day, poi presenteremo anche la tua auto, con calma presentiamo poi la tua auto. Va bene, grazie. Però intanto Barber Day, ricordiamo. Barber Day, 4 giugno Barber Day, bravissimo. Con il Marvin. Ecco qua, Eccoci qua la serie di Mini qua, Attenzione che te vuoi schiacciarmi, ma il vecchio Marvin è lesto e veloce. Eccoci qua. Questo è un po' l'arrivo alla enoteca. I Toretti. E insomma ci gustiamo un po' così, insomma, è giusto fare onore anche a Jimmy e Moira che hanno organizzato questo bel raduno così. La prenderesti quasi quasi? La vuoi? No, insomma, però ti piaceva, insomma, ti è incuriosito. Eccoci qua, appassionati di auto storiche, vi ho fatto vedere un po' così il raduno, il ritrovo qua all'enoteca. Io avevo suggerito come mia idea di mettere qua il carro funebre davanti all'enoteca, si caricavano le bottiglie di vino e si diceva ragazzi, se non volete andare sul carro funebre vedete di bere qualcosina in meno, Ecco qua, però lei va bene lo stesso per divertirsi. Eccoci qua, Fatemi un saluto a tutti quanti, dai, fatemi un saluto, dai. Per Jimmy e Moira, ecco qua, Eccoci qua, Giustamente è il raduno che organizza Jimmy e Moira, diamo onore. E andiamo a vedere sfumature qua di macchine, eccola qua. La Traction Avant. Ecco qua, Vi ho fatto vedere un po' così
le auto impegnate qua al raduno, qua nei parcheggi chiaramente, poi vedremo se avremo modo di farcele descrivere almeno qualcuna dai protagonisti. Ecco qua ragazzi, questa è un po' la diretta del vecchio Marvi nelle zone qua del Trevigiano. Vi ho fatto vedere così tracce di raduno 16 ottobre. Vediamo un po' qua, andiamo così a fare l'ultimo. Allora Jimmy, com'è andata? Fammi così tua battuta, è andata bene? Bene, fino adesso sì. Sei contento del parco auto? Mi sembra che ogni raduno vedo auto diverse sì, qua, bravissimo Jimmy. Multimarca. Eccoci qua, appassionati di auto storiche. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, nel senso prossimo diciamo report da questo bel raduno, fino alla fine qua. Le auto non mancano, sono tutti in enoteca adesso e via andare ragazzi. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo report. Dai. Viva Moira e Jimmy, spettacolo, così vedete anche le auto dal retro. Questa è vedo una Mercedes che è sempre accesa con il motore, probabilmente se qua staccano il motore si ferma, mi sa. Ragazzi, ciao a tutti, saluto Max, Demis e tutti quanti, ciao a tutti, Antonio, Lucia, Giovanna del Veneto che oggi non è venuta perché è andata a Scorzè, Alessia, Daniela della Calabria, Angelo Carucci, Massimo Brancato e tutti quanti che commentano il canale del Marvi. Il nonno di Pierazzo, Claudio. Eccoci qua cari amici, fatemi un saluto per la stampa qua, eccoci qua, Mediaset, ecco qua, spettacolo. Mediaset? Sì, Mediaset, tutti in enoteca, ciao a tutti, spettacolo. Pace e bere. Pace, esatto, ciao a tutti.